Nastro Rosa che ha percorso la città di Treviso, un'adesione superiore alle aspettative con oltre 8.100 donne che sono tornate a correre e camminare nel nome della prevenzione. Per tutte le donne, per quelle che stanno male, per quelle che stanno meglio. Per fare una bella passeggiata in compagnia e aiutare la Lil. Da Treviso, dal Veneto ma anche da tante regioni d'Italia hanno voluto partecipare all'evento organizzato da Treviso Atletica e Cori Treviso in partnership con la Lilt. Ecco tutta la compagnia dei colleghi di lavoro, gruppo da 158. Ciao dalle sirene del mare di Jesolo, ciao! Mirano, Mira, Salzano, Ballò, Martellano, Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Da buona trevigiana è giusto che ci siano tutte le donne. È una causa meravigliosa questa. Bellissima manifestazione, grande Treviso. Siamo qui per festeggiare le donne. Non ci ferma niente, solidali sempre. Crediamo nella Lilt, crediamo nella solidarietà ed è bello vedere tanta bella gente in questa città. Gettonatissimo il sindaco Conte con decine di selfie. Bellissimo perché dopo 2 anni di sacrifici, di dolore, di tristezza, di incertezza, oggi si torna a riassaporare la normalità, l'insegna della bellezza, del colore, dell'allegria, dello sport, della solidarietà, insomma tutti elementi che sono alla base della nostra comunità. Grande soddisfazione per la Lilt, alla quale andrà parte del ricavato per l'acquisto di attrezzature per la palestra riabilitativa della sede di Biavenzone. Dopo questi anni difficili vedere questa festa, questa kermesse è senz'altro fonte di grande soddisfazione, soprattutto per gli organizzatori che hanno dedicato molto tempo, molto impegno da vari mesi per la realizzazione di questa giornata. Coincide poi con la festa della mamma, è una festa della donna al completo e siamo molto felici di queste 8.000 adesioni. Gruppi di amiche, compagne di sport, colleghe con la maglietta rosa, anche il gruppo delle infermiere dell'oncologia di Treviso. Ci troviamo tutte e lavoriamo serenamente, ma sì, le donne sono il nostro punto di forza. E che messaggio vuole lanciare alle donne oggi? Che ci siamo, quando hanno bisogno ci siamo. Ci sono mamme, nonne e figlie, chi corre per sensibilizzare le donne alla prevenzione, chi la battaglia contro il tumore l'ha combattuta o la sta ancora combattendo. 2 anni fa, poco prima del Covid e quindi con tutte le criticità del caso, ma diciamo che me la sono cavata bene e ci tengo a continuare in un percorso di salute. Noi siamo il simbolo di quello che abbiamo sconfitto e per capire che la prevenzione ci salva la vita veramente e la Lilt ci aiuta in tanti modi per rimetterci in piedi, per superare, per farci sentire donne. Noi stiamo rivivendo nonostante una bestia di cancro e siamo felici di essere qui.